A Villa De Finetti ci si ritrova per un calice con gli amici e poi magari si resta insieme a tirar tardi più del previsto. Si chiacchiera ai lunghi tavoli di legno, fra un assaggio di formaggio e i piaceri soliti degli affettati tagliati a mano. Fuori c'è il parco che cambia con le stagioni e da primavera ad autunno inoltrato ti invita ad oziare, a far niente sotto il glicine. Per questo chi viene ci torna, per festeggiare il compleanno o per parlare di lavoro al riparo dei vecchi muri imbiancati. Un motivo c'è sempre, la gentilezza è di casa, l'ospitalità è arte. È aperto tutto l'anno. C'è ancora chi la chiama cantina. La parola a donna Renata, la padrona di casa, che ci spiega il motivo di abbinamento tra l'arte e il buon bere. Penso che questi giovani è la prima volta che lui fa cose anche inedite, è tutta un'esperienza e io spero che lui sia contento che noi l'abbiamo ospitato. Senta, possiamo dire abbinare la possibilità del mangiare bene e respirando natura e soprattutto cultura? Ma certo, anzi, perché da quando è mondo è sempre stato abbinato mangiare, bere, cultura, quadri e musica. Non è magari la pinacoteca di Brera, però insomma è qualcosa di particolare. Però è qualcosa di particolare, se non altro che qui c'è un'aria molto positiva che tutti si sentono benessere, penso che sia questa energia che ci manda anche questo pittore anche da morto. Io dico sempre, perché io ci credo, che lui è qui, che dal momento che io ho preso queste case per farlo rinascere, penso che sia proprio questo motivo che questa energia si emana per tutto il parco e per tutte le case. Senta, la mostra fino a quando resterà? La mostra fino al 6. Al 6 di aprile, c'è la possibilità insomma di visitare, prenotare, sì. insomma degustare l'arte culinaria e l'arte, esatto, sì. Dunque, per chiudere, perché visitare questa mostra? Perché visitare questa mostra? Perché è la natura, la bellezza, l'arte è vita. Tradotto, Villa De Finetti, Corona. Ecco, bravissimo, sì. Citofonare Bergomas. Bravo, Bergomas Massimo.